Buongiorno, le principali notizie. A Catania si chiude con una sentenza di colpevolezza il processo di primo grado per abusi su minori nell'inchiesta 12 Apostoli, 16 anni al presunto Santone Capuana, pene severe anche per le fiancheggiatrici. Il dolore alla Camera Ardente per il giovane Paolo Taormina, ucciso sabato scorso nel locale di famiglia all'Olivella. Siamo a Palermo, il padre dice: voglio incontrare il suo assassino, giovedì in cattedrale i funerali. Salvata dall'intervento di una minorenne, la donna accoltellata dal suo ex mentre usciva dal lavoro a Canicattini Bagni nel Siracusano. La vittima lo aveva denunciato ma non erano stati presi i provvedimenti. Operazione dei carabinieri del NAS nel Catanese, chiusa una piattaforma, 1000 tonnellate di pesce surgelato e succo di agrumi in cattivo stato di conservazione. La merce sequestrata avrebbe fruttato sul mercato 3 milioni di euro. Incidente sul lavoro nel Catanese, un operaio tunisino precipita da 4 metri e muore senza aver mai ripreso conoscenza. Sicilia all'ultimo posto nel reparto sanità, qualità della salute e aspettative di vita nettamente inferiori rispetto alle regioni del nord Italia. I centri storici di Catania e Palermo trasformati in dormitori per turisti, le famiglie non trovano invece casa in affitto. I dati allarmanti sono del SUNIA della CGIL. Domenica il big match del Catania con la Salernitana, capolista del girone C di Lega Pro. Giovedì in programma l'asta per il centro sportivo Torre del Grifo che interessa il presidente rosso-azzurro Pellira. Buongiorno, benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque si chiude con una sentenza di colpevolezza emessa dal Tribunale di Catania il processo di primo grado per abusi su minori nell'inchiesta 12 Apostoli, 16 anni al presunto Santone Capuana, pene severe anche per le supposte fiancheggiatrici. Il legale annuncia ricorso in appello. Orazio Longo. Condanne pesantissime, 16 anni e 2 mesi per il 79enne Santone Pietro Alfio Capuana, 15 anni e 2 mesi per Fabiola Raciti, 9 anni e 4 mesi per Rosaria Giuffrida e 7 anni per Katia Scarpignato. La seconda sezione penale del Tribunale di primo grado di Catania ha riconosciuto la colpevolezza degli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta 12 Apostoli, partita da indagini della Polizia Postale nel 2016. Capuana era accusato di abusi sessuali su minorenni che secondo la Procura etnea sarebbero stati consumati all'interno di una congregazione religiosa di Aci Bonaccorsi. Le 3 donne invece sarebbero state ritenute sue supposte fiancheggiatrici. A sporgere denuncia era stata la madre di una minore di anni 15. Secondo la Procura etnea gli abusi sarebbero stati presentati come azioni mistiche e spirituali, atti di purificazione, plagiando le ragazze. Gli argomenti di carattere religioso avrebbero avuto una persuasione talmente forte da indurre anche alcune madri a condurre consapevolmente le figlie all'interno del gruppo, nonostante le pratiche che vi venivano esercitate. Con la sentenza i giudici hanno anche condannato gli imputati al pagamento delle spese legali e al risarcimento alle parti civili, compresa la diocesi di Acireale. In più è stata disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la trasmissione alla procura degli atti riguardanti 10 testimoni per i reati che verranno ritenuti, tra cui la falsa testimonianza. Il legale di Capuana, l'avvocato Brancato, che 2 settimane fa aveva presentato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo denunciando gravi violazioni dei diritti fondamentali e la mancanza di un giudizio realmente imparziale, ha annunciato che appellerà la sentenza non appena saranno pubblicate le motivazioni. E dalle prime luci dell'alba il quartiere San Filippo Neri di Palermo, che rientra nella zona ZEN 1 e 2, è oggetto di un capillare servizio di controllo del territorio. L'attività è un'attività interforze tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. È coordinata dalla Questura di Palermo e vede impegnati 300 uomini dei reparti territoriali. L'intervento è finalizzato alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. Restiamo a Palermo, alla Pala Loreto, la Camera Ardente del giovane Paolo Taormina, ucciso sabato scorso nel locale di famiglia. Il padre rompe il silenzio e dice: voglio incontrare il suo assassino. Lo zio invece invoca l'aiuto dello Stato. Dobbiamo sconfiggere questo cancro. Marco Gullà.
Una coda di motorini suona per accompagnare la bara dove all'interno c'è la salma di Paolo Taormina. Il feretro viene portato al Palaureto per la camera ardente. L'autopsia ha accertato che il ventenne è morto per un colpo di pistola in testa. Rabbia e lacrime segnano un martedì di commozione per Palermo. Arrivano parenti, amici, anche cittadini che non conoscevano Paolo ma che oggi vogliono comunque manifestare vicinanza alla famiglia. Il padre di Paolo, dopo giorni di silenzio, oggi ha detto: voglio incontrare Gaetano Maranzano per chiedergli perché ha sparato e ucciso mio figlio. E poi lo zio che invoca l'aiuto delle istituzioni. Per sconfiggere questo cancro, Paolo non deve morire in vano, non deve morire, perché io mi devo dare una pace mi devo dare per mio nipote. E l'unica pace che mi posso dare è che Paolo non deve morire in vano. Questo solo posso dire e nient'altro. Un bravo ragazzo che non c'entrava nulla con questa storia. No, non c'entrava nulla Paolo. Paolo era un lavoratore, era buono, era sano, era sincero, era un pacifico. Tutto quello di positivo che c'era era Paolo. Giovedì mattina alle 10:30 si terranno i funerali in cattedrale, sabato sera invece un momento di preghiera allo Zen. Proprio nel quartiere palermitano continuano perquisizioni e controlli da parte delle forze dell'ordine. Si cerca chi ha supportato Maranzano nella fuga dopo aver sparato. Gli investigatori sono al lavoro per capire se c'è un movente che abbia scatenato la follia del 28enne. I cittadini intanto chiedono a gran voce maggiore sicurezza. Domani al Viminale, proprio per questo, Roberto Lagalla e Renato Schifani incontreranno il ministro degli interni Matteo Piantedosi. In vista ci sono misure straordinarie per la città, come ha preannunciato la parlamentare Carolina Varchi, ma anche più uomini in campo e l'istituzione di zone rosse. Ma c'è una parte dello Zen di Palermo che vuole scrollarsi di dosso lo stereotipo di quartiere malfamato. Lo Zen è fatto soprattutto di persone per bene, la testimonianza raccolta da Desiree Ferlito. Ma come si può pensare che oltre 20.000 persone siano tutte delinquenti, tutti spacciatori, tutte con le pistole nella cintura? Lo Zen maltrattato, deluso, ferito, descritto come un quartiere malfamato, dove il degrado, la delinquenza e la mafia hanno ormai preso il sopravvento. Ma c'è una parte dello Zen, anzi la fetta più grande dello Zen, fatta di gente per bene, che lavora, che ama questo quartiere e che non ci sta. Si può urlare sulla scorta della rabbia, ma non si può razionalizzare e credere che quello veramente sia un quartiere fatto soltanto di delinquenti. Lo Zen ha provato a rinascere, a raccontarcelo è Fabrizio Arena dell'associazione Zen Insieme. Per tanti anni lo Zen ha provato a scrollarsi di dosso uno stereotipo, diventando anche luogo di cultura. Ha provato a reintegrarsi, ma senza risultati. La città di Palermo è sempre stata restia. Bisognava investire sullo Zen dalle istituzioni, mai nulla. Un quartiere senza spazi aggregativi, se non quelli delle associazioni, che ha dovuto lottare per avere degli spazi sportivi che poi non sono stati manutenuti da chi avrebbe dovuto. Cioè lo Zen è un posto in cui quelli che altrove sarebbero dei comuni diritti diventano dei lussi. E poi la piaga dell'emergenza abitativa allo Zen, mai nessuna risposta. Il primo intervento che bisognerebbe fare è quello di creare delle sanatorie, assegnare le case, spostare tutto questo nel discorso della legalità, nel campo della legalità. Intanto a Palermo 200 giovani protestano dopo l'uccisione di Paolo Taormina, chiedono una città più sicura, mentre lo Zen continua ad affondare. Questo è lo Zen, è un posto fatto di brave persone che in questo momento sono stremate, stanche, demotivate, si sentono abbandonate, hanno paura perché comunque questa condizione spaventa loro per primi, sono mortificati e che cosa ne ricavano dal resto della città? Fango. Adesso a Catania momenti veramente di passione per gli automobilisti questa mattina sulla circonvallazione perché è stato rinvenuto un cavallo morto. Sentiamo il servizio e i particolari. Brutta sorpresa per gli automobilisti catanesi questa mattina intorno alle 6:30 per un cavallo che si è improvvisamente accasciato all'altezza del torna indietro di via Santa Sofia sulla circonvallazione in direzione Mister Bianco. Rallentamenti, caos e lunghissime code in un orario particolarmente delicato per la viabilità cittadina. Sul posto è intervenuta la polizia che ha presidiato l'area per agevolare la rimozione dell'animale e per gestire il traffico veicolare ancora bloccato. Gli agenti della polizia stanno anche accertando le condizioni sanitarie dell'animale e la regolarità della presenza in strada con il calesse guidato da 2 persone.
Meno di un mese fa la donna accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano aveva denunciato l'ex compagno, ma non era arrivato alcun provvedimento. Francesco Aloi. La giovane donna, ferita con 20 coltellate dall'ex compagno, è in gravi condizioni all'Umberto I di Siracusa. Nemmeno la denuncia di poco tempo fa è riuscita a frenare la furia dell'uomo. Per lui, infatti, non sarebbe arrivato nessun provvedimento. Non dobbiamo far passare questo messaggio e dire che le donne sono lasciate da sole, assolutamente no. A sventare l'irreparabile è stata questa ragazza, insieme alla sorella ed al fratello, tutti minorenni. Qui Paolo Passarello, 34 anni, ha tentato di uccidere la sua ex compagna. L'ha aspettata fuori dal lavoro per poi colpirla. Sapevo nemmeno io come mi stavo tenendo forze, chiamai subito mio fratello e gli dissi che comunque c'era questo qua che la stava pugnalando. E allora mio fratello prese un martello e lo lanciò. E allora lui dallo spavento se n'è scappato. Il silenzio di un lunedì pomeriggio, spezzato dalle urla che hanno sentito tutti. Mio figlio ha lanciato un martello nel vetro della macchina per farlo scappare, è riuscito facendolo scappare a salvarla, perché le sue intenzioni erano chiare di farla fuori, questa povera ragazza. Quindi lui si è spaventato, gli è sembrato, penso, un colpo di pistola, non lo so. La corsa dell'uomo è finita all'ospedale di Avola, dove era andato per farsi medicare alcune ferite alla mano. Il coltello, dalla lama lunga e affilata, lo aveva lanciato nelle campagne limitrofe, ma i carabinieri lo hanno subito trovato. Ora l'uomo è in carcere, a Cavadonna. Operazione dei carabinieri dei NAS nel Catanese, chiusa una piattaforma, 1000 tonnellate di pesce surgelato e succo di agrumi in cattivo stato di conservazione. La merce sequestrata avrebbe fruttato sul mercato 3 milioni di euro. Desiree Ferlito. 3 milioni di euro di pesce surgelato e succo di agrumi in cattivo stato di conservazione, e questo è il valore che avrebbe fruttato sul mercato la merce sequestrata dai carabinieri dei NAS nel Catanese. Nel corso dell'ispezione è stata riscontrata la presenza di una cella surgelati contenente 110 kg di prodotti ittici presurgelati all'origine e stoccati a una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900 kg di succo di agrumi concentrato con etichetta irregolare non idonea. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d'agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Al termine dei controlli la piattaforma è stata sospesa sino al ripristino delle irregolarità riscontrate e il titolare dell'attività è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente. È stato arrestato a Vittoria il latitante Gianfranco Straquadaini, latitante vittoriese da 18 mesi per il tentato omicidio di Roberto Di Mauro, avvenuto a Vittoria nell'aprile del 2024. L'arresto rientra nell'ambito delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, avviate anche nella zona di Vittoria dopo il rapimento del 17enne avvenuto appunto 20 giorni fa. E ci occupiamo ora dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Catanese. Un operaio tunisino è precipitato da 4 metri, stava lavorando in un cantiere tra Scordia e Militello. Emanuela Corsi. Si allunga la scia delle morti bianche in Sicilia. L'ultima vittima è un operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito ieri mentre lavorava in un cantiere tra Scordia e Militello in Val di Catania. Il decesso è avvenuto nella notte all'ospedale Cannizzaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta di giarre, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino della zona di Ambelia. Soccorso dal 118, il 57enne è stato trasferito e negli soccorso all'ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in gravissime condizioni, in coma, con fratture multiple e con un trauma cranico. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è morto durante la notte senza avere mai ripreso conoscenza. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e la causa della morte. Nella provincia di Catania dall'inizio dell'anno sono già 14 le vittime di incidenti mortali sul lavoro. Nella regione sono più di 50. Tanti gli episodi di violenza che sono legati soprattutto all'uso di droga. Infatti una dose di crack costa pochi euro e le pistole si reperiscono facilmente. Sentiamo Luca Ciliberti. Accesso facile alle armi e fiumi di crack.
Così le periferie delle grandi città siciliane diventano polveriere dove proliferano sacche di microcriminalità che invadono le zone della movida, dove è facile imporre la droga e sempre più spesso la violenza. Reperire una pistola è facile, bastano poche centinaia di euro. Per i piccoli malavitosi dello Zen, di Brancaccio, di Librino, San Cristoforo, tanto per citare i quartieri popolari più conosciuti di Palermo e Catania, è uno status symbol. Sui social ostentano ricchezza e opulenza in stile Casa Monica. Oro, collane e vestiti firmati, tutto mostrato con spavalderia su TikTok, dove li vedono anche i carcerati, non si sa come, dai loro cellulari in cella. I soldi per fare la bella vita arrivano quasi sempre dalla droga. Il crack costa pochi euro ed è alla portata dei giovanissimi. Il consumo di cocaina invece dilaga ancora nei salotti bene. E poi ci sono l'hashish e la marijuana, sempre diffusissimi. Lo sanno bene anche delle procure. Durante le sparatorie di qualche settimana fa a Catania, il procuratore Curcio definiva questi giovanissimi carne da macello di chi fa davvero i soldi con il narcotraffico, confermando che bastano davvero pochi soldi per comprare un'arma. Un modello Gomorra con tanto di barbe lunghe, esportato ovunque. Basta vedere le foto degli ultimi protagonisti della cronaca, dei killer di Monreale fino all'ultimo arrestato di Palermo. Le operazioni di polizia e carabinieri per il controllo del territorio si moltiplicano. Oggi a Catania è stato scoperto un nascondiglio di armi e munizioni ricavate all'interno di un edificio abbandonato in Viale Moncada, nel quartiere Librino. Ma non basta, il vuoto delle istituzioni lo colmano ancora i clan, ed è evidente. A Mazara del Vallo la droga arrivava con i corrieri palermitani. La piazza di spaccio era in un appartamento di edilizia popolare. 18 arresti. Laura Spanò. Sgominata dai carabinieri di Mazara del Vallo, un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. 18 le persone coinvolte, 7 finite in carcere, 11 ai domiciliari. L'indagine, iniziata sotto la direzione della Procura di Marsala, poi passata alla DDA di Palermo, ha scoperto una banda che vendeva al dettaglio eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana. La piazza di spaccio era stata allestita in un appartamento del quartiere popolare Mazara 2. Al vertice dell'organizzazione un uomo soprannominato il principale, che dirigeva l'associazione definendo ruoli, compiti e turnazioni, delegando al fratello il compito di curare il ritiro e l'occultamento delle partite di droga consegnate dai corrieri palermitani. La casa era dotata di porte blindate e sistemi di videosorveglianza. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati quasi 150.000 euro in contanti, mezzo chilo di eroina, oltre 2 chili di cocaina e altrettanti di hashish, 2 appartamenti di edilizia popolare in cui veniva organizzato il traffico di droga. Numerose le perquisizioni effettuate a carico degli indagati. Sicilia all'ultimo posto nella speciale classifica stilata nel report Ambrosetti, qualità della salute e aspettative di vita nettamente inferiori rispetto alle regioni del nord Italia. Luca Ciliberti. Se i cittadini della provincia autonoma di Trento sono quelli che godono di migliori condizioni di salute in Italia, all'ultimo posto invece ci sono i siciliani. Su una scala da 1 a 10 i trentini raggiungono un punteggio di 9,4, mentre i siciliani si fermano solo a 2,7. Un abisso. Sempre a Trento si può sperare di vivere in buona salute fino alla soglia dei 70 anni, 69,7 per l'esattezza, mentre in Sicilia non si arriva oltre i 56 anni. La fotografia che emerge dal rapporto meridiano sanità dell'European House Ambrosetti presentato a Roma è catastrofica per le regioni del sud. A determinare la graduatoria è un indice che tiene in considerazione diverse variabili che vanno dall'aspettativa di vita alla presenza di malattie croniche fino alla mortalità infantile. In generale si conferma un forte gradiente nord-sud, con le regioni meridionali con valori stabilmente sotto la media. Tra le migliori performance dopo Trento ci sono il Veneto al secondo posto e la provincia autonoma di Bolzano terza, poi la Lombardia. Ottimi risultati, ma anch'esse molto distanti dal primo posto, infatti si attestano tutte sul 7 su 10 come punteggio. Guardando la classifica al contrario, invece, davanti alla Sicilia ci sono la Calabria e poi la Campania. Tra i diversi sottoindicatori presi in considerazione spiccano anche quelli sulle differenze in termini di aspettativa di vita. Un cittadino trentino tende a vivere 3 anni in più rispetto ad uno campano, ad esempio 84,7 anni e contro gli 81,7, e 2 anni e mezzo in più rispetto a un siciliano. Dopo il vertice di maggioranza che avrebbe siglato una sorta di pace armata all'interno del centrodestra siciliano, inizia un percorso complesso nell'ambito del quale anche la nomina del dirigente generale della sanità, Salvatore Iacolino, torna in discussione. Manlio Viola.
alla ricerca della quadratura del cerchio. All'indomani del vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione ieri a Palazzo d'Orleans, si lavora ai prossimi passi che rendano reale la pace siglata dai partiti della coalizione di centrodestra. A prescindere dalle dichiarazioni di intenti, infatti, i nodi che hanno portato allo scontro restano tutti in piedi. Il primo tema è quello della conferma, dirigente generale della pianificazione strategica in sanità, di Salvatore Iacolino, una conferma che potrebbe avere vita breve. Secondo le indiscrezioni, Schifani si sarebbe impegnato con gli alleati a sostituirlo entro la fine dell'anno, probabilmente già a fine novembre, quando la Giunta deciderà un altro pacchetto di nomine. Ma quella di Iacolino sembra non essere l'unica testa posta sul vassoio della pace. Un tavolo tecnico-politico redigerà la legge di stabilità e già questo suona come un commissariamento della Giunta a favore dei partiti, ma dopo aver fatto bilancio di previsione finanziaria 2026 bisognerà rimodulare anche la Giunta. Non un vero rimpasto, ma la sostituzione degli assessori tecnici con esponenti politici per l'ultimo giro di boa prima delle elezioni del 2027. Dovranno fare posto dunque Alessandro Dagnino e Daniela Faraoni, assessori all'economia e alla salute. Infine è guerra sull'abolizione del voto segreto. La maggioranza ha trovato l'accordo per la modifica del regolamento d'aula, ma il PD non ci sta e risponde con un ossimoro. Chiederemo il voto segreto sul provvedimento di abolizione del voto segreto, dice Michele Catanzaro, convinto così di far saltare il banco. Breve pausa e poi l'emergenza abitativa a Catania. I centri storici di Catania e Palermo stanno diventando dei dormitori per turisti. Sul mercato si trovano solo B&B e alloggi vacanze. Le famiglie invece hanno difficoltà a trovare una casa in affitto. I dati sono del SUNIA della CGIL. Sentiamo Adelaide Barbagallo. A Catania come a Palermo, ma in tutte le città della Sicilia, è sempre più difficile per le famiglie trovare una casa in affitto. Sono tutte offerte per periodi brevi, quindi destinate ai turisti. I centri storici si svuotano di residenti per lasciare spazio a B&B e alloggi vacanze. Drammatica la fotografia emersa dall'incontro organizzato a SUNIA e CGIL Sicilia a Catania. Nelle piattaforme immobiliari a Palermo nel 2023 l'offerta di affitti lunghi è di sole 595 unità contro quasi 6.000 affitti brevi. A Catania appena 252 case disponibili per affitti lunghi contro i quasi 4.000 brevi. Le famiglie o chi cerca una casa per viverci, quindi per un periodo congruo, non trova nulla sul mercato o trova pochissimi alloggi a canoni sostenuti. Aumentano i prezzi e pure gli sfratti. La Sicilia ha un punto di non ritorno. Per la CGIL occorre subito una legge regionale che faccia ordine e dei fondi per aiutare le famiglie. Penso alle tante famiglie con tanti minori, a situazioni in cui ci sono anziani, dove perdere la casa è una delle, credo, tragedie più grandi che una persona nella sua vita possa vivere. La situazione, dice la CGIL, rischia di cambiare definitivamente il volto delle città con un turismo che a lungo non sarà più sostenibile. Rappresentava un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo. Adesso Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è accusato di aver messo a segno 15 truffe legate ai bonus edilizi. Al costruttore la Guardia di Finanza ha notificato un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3.500.000 euro. Adesso a Catania, genitori esasperati all'Istituto Pestalozzi nel plesso della Materna, avvistati topi e nonostante l'allarme la scuola è rimasta aperta per le esigenze delle mamme lavoratrici. Simona Mazzona. Non è la prima volta che all'Istituto Comprensivo Pestalozzi, in questo plesso della Materna, vengono avvistati topi. Siamo al villaggio Sant'Agata, quartiere periferico di Catania. Genitori esasperati hanno contattato la nostra redazione per segnalare non solo la presenza di ratti, ma soprattutto che il plesso rimane aperto per i piccoli alunni. Questi i messaggi inviati dalle maestre alle mamme. Il plesso rimane aperto perché molte mamme che lavorano hanno l'esigenza di avere i bambini a scuola. È compatibile un plesso dove è stato avvistato un topo che resta aperto e la presenza di bambini molto piccoli? Allora, è compatibile col fatto che il comune è già intervenuto, stiamo seguendo l'iter normale, quindi c'è stato il sopralluogo, hanno messo delle trappole. Già 2 anni fa si era verificato un episodio simile. La scuola non è rimasta inerte e ha contattato il comune che ha installato trappole in sicurezza all'interno e all'esterno.
La presenza di topi qui è dovuta dall'inciviltà di chi transitando a velocità getta sacchi dell'immondizia a ridosso della scuola e spesso anche dentro al cortile, nonostante le telecamere installate in zona. Questo è un problema reale, ma la scuola è qui e sono loro che devono smettere di mettere la spazzatura accanto alla scuola. Quindi forse dovremmo trovare un modo per far capire che dentro ci sono dei bimbetti. La dirigenza della scuola fa sapere che se nelle prossime ore l'allarme non rientra, i bimbi verranno trasferiti in altri plessi, mentre l'assessore comunale alla pubblica istruzione Guzzardi spiega che per protocollo, dopo l'installazione delle trappole avvenuta lunedì, occorre attendere circa 3 giorni per intervenire nuovamente. Breve pausa e poi il calcio. Il Catania si prepara al big match con la Salernitana. Eccoci in studio, siamo al calcio. Il Catania si prepara al big match contro la Salernitana. Il Catania tira un sospiro di sollievo. L'infortunio accusato da Emanuele Ciccerelli, uscito dopo 35 minuti a Giugliano con una borsa di ghiaccio su un ginocchio, non sembra particolarmente serio. Come comunicato dal club, l'attaccante rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti e gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari. Il giocatore rossazzurro svolgerà nei prossimi giorni un programma di lavoro differenziato e se una lunga attesa sembra scongiurata, resta però da valutare la disponibilità del numero 10 per il big match di domenica al Massimino contro la Salernitana, ed è proprio sulla tre quarti che nascono quindi i dubbi maggiori per Mimmo Toscano. L'assenza di Ciccerelli apre a nuovi scenari come quello dell'impiego dal primo minuto di D'Ausilio, che sinora si è visto da titolare solo in un'occasione a Cosenza, poi sempre da subentrato. Per l'ex Avellino, quello con la Salernitana è quasi un derby e potrebbe essere l'occasione giusta per entrare nel cuore del Massimino, vista l'importanza della partita. Per il resto Toscano dovrebbe confermare il blocco difensivo che dovrà arginare Inglese e compagni. Intanto prosegue a buon ritmo la prevendita, entrambe le curve sono sold out, restano pochi biglietti per le 2 tribune e questo il termometro per capire quanto sia alta l'attesa per la gara di domenica. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.